La persona e noi come volontari, il volontariato tutto, Volontari Insieme in rappresentanza di tutto il mondo del volontariato, la persona è unica. Unica e ha diritto alla sua dignità sempre e comunque. Noi lavoriamo tutti i giorni per riuscire a mettere in connessione tutte le parti della società, quindi le parti che possono finanziare, ma le istituzioni stesse, presentiamo loro questa necessità che ha qualsiasi persona all'interno di una società con problemi psichici, con problemi fisici e all'interno del carcere c'è stata presentata questa occasione, c'è stata questa necessità, le professioniste hanno manifestato questa esigenza e questa possibilità di mettere in pratica degli studi nuovi, qualcosa di scientifico che va comunque a studiare, a scavare le sensazioni della persona, mette in campo le emozioni, la Ec cosa di cui viviamo. È fondamentale fare rete, fare squadra. Certamente, assolutamente, è primaria la rete. La rete cosa significa? Vuol dire persone che sono legate una a una con le mani e aiutano a realizzare un obiettivo tutti insieme, quindi quando parliamo di tutti insieme parliamo prima di tutto di comunità, di persone, di comunità, di società che risponde a bisogni nuovi e bisogni diversi dal solito. Si imparano a conoscere mondi diversi, istituzioni che riescono a rispondere a questi bisogni e una politica che riesce anche a raccogliere qual è la necessità del momento. E dovrebbe assolutamente dovrebbero essere delle valutazioni scelte con delle priorità ben specifiche e non legate a qualche altro tipo di interesse.